Visto che tutti gli allenatori, ma c'è sempre detto che gioca chi è più in forma, che contano molto gli allenamenti, considerato come ti stai allenando tu, lo vediamo tutti, c'è un motivo per cui non dovresti giocare? Avevamo detto che deve essere una domanda divertente, no, la premessa era giusta, però abbiamo parlato di domande divertenti. Adesso devi pedalare. Credo che questa domanda possa rispondere solo l'allenatore. Meno di questo. Hai dedicato un sacco di complimenti, sappiamo che fa una carriera straordinaria, di ridirtelo. Quello che è di questo, in proporzione gli europei sono un po' alla pagina nera, cioè nel senso che hai faticato un po'. Si sono bruciati. No, dai, voglio dire, nel senso che rispetto ai Champions League mondiali, che sono sempre grandissimo. Gli europei praticano un po' nel 2000. Diciamo che manca quello, manca solo quello. È una voglia di c'è questa voglia di scatto, di chiudere. È uno stimolo in più, certo, è uno stimolo in più. Non ha bisogno la nazionale, giocare in nazionale non ha bisogno di avere degli stimoli diversi. Però per me è uno stimolo in più. Poi il nazionale, nel senso che è sempre lì. Guarda che io non ho nessuno stile personale. Hai ragione. No, nel senso Mi sembra che mi state proprio giocando tutte le carte. Volevo dire, insomma, se è una cosa. No, non lo so. Perché? Non lo so perché, forse perché sono sempre qua. Se non fossi qua allora non ci sarebbe nessun dualismo. Dai, sacco. Provo a metterla in modo. Tu sei sempre seguito dai bambini, no? Da molti bambini, e i bambini devono spiegare le cose in modo semplice. Donadoni a Coverciano spiegava, io ho allenato il capocannoniere del campionato italiano, il capocannoniere del campionato tedesco, sarebbe troppo facile metterli insieme ed essere sicuro che mi fanno proprio. Perché così? Dovresti spiegare perché una cosa non funziona ad un bambino, che non spiegare. Cosa che l'hai chiesto a lui? A lui l'hai chiesto? Lui se l'ha spiegato. Non so, farà le valutazioni che deve fare indipendentemente, cioè non indipendentemente, anche riguardo a quelle che poi sono le caratteristiche della squadra, degli avversari. Penso che le valutazioni globali dell'allenatore credo che siano anche queste. Poi adesso tra il retorico eccetera, veramente solo lui può dare certe motivazioni, certe spiegazioni. Io preferisco e voglio concentrarmi solo sugli allenamenti e su quelle che saranno poi i minuti da giocare. Ma in generale è un pensiero così stupido pensare che mettere insieme due che fanno tanti gol poi facciano tanti gol. È un'alternativa.